Come previsto, la brusca sterzata meteorologica ha lasciato nuovamente il segno durante il suo passaggio: violenti nubifragi, turbini d'aria con punte di 100 km orari e temporali con intensa attività elettrica. Dalle 19 fino alla mezzanotte di giovedì 1 agosto sferzata tutta la regione, in particolare la provincia di Udine. Alberi abbattuti, allagamenti e strade scantinati, blackout elettrici, un incendio abitazione a Bicinico causa un fulmine che ha centrato l'antenna TV, scaricando poi in casa la tensione emessa, provocando un cortocircuito. Nel Friuli orientale, in particolare nelle valli del Natisone, forti piogge grandi neanche di 3-4 cm, mentre tra il medio e la bassa friulana si sono registrati downburst che hanno provocato caduta di alberi e rami lungo la rete viaria ordinaria e secondaria, provocato allagamenti ai sottopassi della ferrovia Trieste-Venezia e scantinati di abitazioni. Tutto è rientrato dopo le 23. Nel frattempo è stata emessa una nuova allerta meteo gialla da parte della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 2 agosto.